500 anni fa, il 31 ottobre del 1517, Martin Lutero affisse, come era d'uso a quei tempi, delle proposte, popolarmente conosciute come le 95 tesi, sul portale della chiesa di Ognissanti a Wittenberg in Germania. Nel contesto delle celebrazioni per la commemorazione dell'anniversario, Papa Francesco si è recato in Svezia nei giorni scorsi e nella nostra diocesi inizierà sabato un percorso ecumenico fatto di 4 incontri ed un viaggio che si terrà a Santa Margherita Ligure, dedicato al conflitto e alla comunione. Credo che sia molto bello capire che il conflitto può essere rielaborato, ripensato, riletto e che da una rilettura sana del conflitto si possano attivare percorsi di comunione, di amicizia, di fraternità, di condivisione. Si parte sabato sera con la proiezione del film Luther, si prosegue con incontri di approfondimento. Il programma della giornata è una festa. Ogni volta che ci incontriamo è per celebrare l'incontro. I cristiani si incontrano, si abbracciano. Dunque ci sarà un momento conviviale, una cena, ci sarà la proiezione del film e ci sarà anche la presentazione di tutto il percorso, le diverse tappe e dunque l'amicizia, stare insieme, godere di questo tempo prezioso, tempo di grazia, perché l'incontro, incontrare l'altro è incontrare il Cristo che vive nell'altro. Il 2 dicembre c'è un approfondimento un po' sulla storia e ci guiderà il pastore Martin, che è molto esperto, la storia che appunto dal 1517 conduce fino ad oggi. E poi più avanti invece approfondimenti di più sul versante teologico con Brunetto Salvarani e un altro teologo dal corso in 2 incontri a febbraio e marzo. Il percorso non sarà complicato ma alla portata di tutti e culminerà alla fine di agosto con un pellegrinaggio ecumenico nelle terre di Lutero. Nella nostra diocesi il cammino dell'ecumenismo sta compiendo diversi passi significativi, specie nella direzione di una predominanza dell'incontro interpersonale rispetto alla discussione teologica. Questo mi pare lo stile di Francesco, io credo che questo sia il futuro dell'ecumenismo anche in un territorio piccolo come quello della nostra diocesi, dove i nostri fratelli della Riforma o del mondo ortodosso sono numericamente pochi, ma sono presenze importanti, significative.